Rieccoci insieme, buona giornata cari telespettatori, siamo in diretta, quindi potete chiamare, potete mandare i vostri messaggi. Ospiti con noi in studio, vi presento subito gli ospiti, poi andremo a sviluppare anche i temi insieme. Luigi Sposato, presidente di Eurointerim SPA, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Bruno Cesaro, invece Padova Sociale, si candida per quanto riguarda la città di Padova, ma è imprenditore, lo ricordiamo sempre, sì. Quindi non viene dal mondo della politica, né uno né l'altro, precisato. Ciò non toglie che possiamo comunque tranquillamente parlare di politica, ma persone che hanno a che fare con la realtà quotidiana, con il mondo dell'impresa, con le difficoltà che questa purtroppo rappresenta e con le implicazioni che il mondo economico ha con la politica naturalmente. E vedremo anche insieme i nostri ospiti se in linea generale i provvedimenti che si dice debbano essere presi dall'attuale governo possono in qualche modo giovare alla situazione economica attuale oppure no, e cosa ne pensano anche di quello che è stata un po' non tanto una buttata del momento, ma si sta muovendo come movimento in generale per l'indipendenza del Veneto, quindi non hanno niente a che fare, ma un po' la domanda gliela voglio girare. E partiamo da questo dato di fatto di cui parleremo anche domani tra l'altro. Presidente Sposato, i dati delle società di fornitura di lavoro presentano un andamento, un trend positivo, se non altro queste. Almeno consoliamoci. Sono sotto analisi anche da parte dell'estero, perché quando si muovono questi ambiti, questi settori, il vostro peraltro ha avuto anche un incremento abbastanza interessante, vuol dire che anche il resto dell'economia pian pianino si sta avviando verso una ripresa. Ciò non toglie che ci troviamo davanti a delle contrattualistiche interne con la riforma che c'è stata a Fornero, che hanno modificato anche l'asset interno alle aziende, e qui mi ricollegherò anche con Cesaro per capire cosa ne pensa. Qual è la situazione? Anche voi avete riscontrato un andamento positivo? Sta cambiando qualcosa? Perché avete avuto anche voi un momento di baratro, da panico qualche anno fa, no? Come tutti. Gran parte. Sì, e noi abbiamo chiuso un bilancio con un incremento del 13% rispetto al 2012. Rispetto all'andamento di mercato, che è stato un aumento dell'8%, quindi siamo anche cresciuti un po' di più del nostro settore. Diciamo che l'aumento che c'è stato non è stato in realtà per un'esplosione o per un aumento dell'attività produttiva o perché si sono creati tante opportunità e posti nuovi di lavoro, ma perché l'impresa, prima di assumere a tempo indeterminato, utilizza per ovvi motivi lavoratori a termine. Quindi però se li utilizza vuol dire che qualcosa si muove all'interno dell'azienda. Si muove, diciamo che rispetto, in 15 anni di attività abbiamo visto che questo tipo di utilizzo veniva prima adottato per periodi medi, lunghi. Adesso comunque viene adottato per periodi molto brevi in merito rispetto alle commesse che l'azienda ha, e che insomma una volta si guardava, si faceva una programmazione a medio e lungo termine, oggi bisogna fare veramente da un giorno all'altro, una settimana all'altro, un mese all'altro. Quindi è vero che c'è stato quindi un incremento, un utilizzo, però sempre in maniera molto prudenziale, ecco. È vero anche che comunque una parte di queste tipologie di assunzioni si è trasformata poi in contratti a tempo indeterminato, quindi c'è stato comunque uno sviluppo, non come era un tempo dove c'era un buon 43% che veniva trasformato a tempo indeterminato. Oggi parliamo di numeri sicuramente differenti. Qual è la zona che ha attinto maggiormente, quindi quali aziende si sono mosse, in quale territorio? È possibile definirlo oppure un po' in genere è così? Ovviamente insomma, il settore produttivo italiano è insomma, nel nord Italia, quindi già la risposta già c'è. Ecco, noi lavoriamo in ambito nazionale e comunque il grosso, il fatturato lo facciamo comunque sempre nel nord Italia. I settori che hanno tenuto, che continuano a tenere, che sono cresciuti anche durante la crisi, sono stati quelli dell'alimentare, alimentari, ma anche attrezzature legate per l'alimentazione, quindi chi produceva metalmeccanica a sostegno del settore alimentare. Questa tipologia di aziende hanno mantenuto e anche insomma sono cresciuti. Diciamo che ormai, come insomma si sente, si dice giustamente da più parti, bisogna puntare alla qualità, preferibilmente il Made in Italy verso l'estero, perché insomma si lavora verso l'estero, ma le imprese
esportano e gran parte del fatturato viene fatto per fortuna all'estero, dove c'è anche più possibilità a volte di prendere i quattrini rispetto che in Italia. Di ricevere anche i pagamenti. Quindi diciamo, questo sembra paradossale, ma lavori all'estero sei più sicuro di portare a casa i soldi rispetto che vendere in Italia, quindi questo è un pochino la realtà. E io dico, come siamo messi, Cesaro? Siamo messi male, mi pare. Ma io, a parte determinati aspetti che possono anche indurre a un cauto ottimismo, ma analizzando bene i dati che gente che è pagata per questo, perché non so quanti soldi noi paghiamo di Istat ogni anno, di quella gente che è lì a Roma e che fa calcoli e calcoli, ma noi siamo messi ancora peggio della Spagna. L'altro giorno un signore in Europa ha detto che la Grecia aumenterà il prodotto interno lordo più dell'Italia, cioè siamo veramente ai minimi termini. E io pensavo che una volta che avessimo raggiunto il fondo ci saremmo fermati e avremmo ripreso, invece mi pare che ci hanno fornito di vanghe e di badili e stiamo scavando. E io quello che mi fa più pensare in maniera abbastanza malinconica al presente e soprattutto al futuro è che la classe dirigente alla quale abbiamo demandato la soluzione di questi problemi si dimostra vie più di un dilettantismo veramente disarmante. Io ricordo quello che Renzi ha fatto appena si è insediato in quella poltrona. Io Renzi penso tutto il male possibile di Renzi. Mi scuserete, ma veramente è una persona che io ritengo che sia la persona che possa fare più del male in assoluto, più ancora di Letta e di Monti a questo Paese. Renzi si è insediato e la prima cosa che ha fatto, a parte il decreto Salva Roma, quei 500 milioni di euro regalati ancora una volta a chi dilapida le nostre tasse, ha aumentato la percentuale della Tasi dal 2,5, che era dichiarato il massimo non valicabile, l'ha portata al 3,3 per mille. Allora c'è un articolo, e poi non vi rubo tanto tempo, c'è un articolo di Repubblica. Repubblica è il giornale che è il maggiore sponsor di Renzi, insomma, ecco. Un articolo di Repubblica del 26 novembre del 2013. Diceva che nel 2011 gli italiani di ICI, tutti gli italiani di ICI hanno pagato allo Stato 9,2 miliardi di euro. 9,2 miliardi di euro. Allora poi il centrodestra e il centrosinistra ci hanno raccontato che l'ICI dovevamo eliminarlo, hanno inventato la IMU, poi hanno inventato la Tasi, no? Repubblica ha previsto che nel 2014 gli italiani fra IMU e Tasi 9,2 miliardi nel 2011, sapete quanto nel 2014? 27 miliardi di euro. 27 miliardi di euro. Repubblica ha fatto un errore, perché non aveva ancora immaginato che il figlioccio loro, il Matteo Renzi da Firenze, avrebbe ulteriormente incrementato la percentuale di Tasi, che la pagano, ricordo, non solo i proprietari, ma anche gli affittuari, una componente della Tasi. Per cui arriveremo a pagare nel 2014, ma questi sono numeri che devono mettere di fronte gli italiani a questa situazione. Arriveremo a pagare circa 31 miliardi di euro. Allora, gli italiani pagavano 9,2 miliardi nel 2011, pagheranno 31 miliardi nel 2014. Poi Renzi ci dice che forse da maggio a dicembre darà a determinate fasce di reddito 6,6 miliardi di euro, perché sono 10 miliardi all'anno riparametrati sui 8 mesi, quanti sono, ma vi rendete conto che oltre ad ucciderci ci prendono anche in giro? Cioè sti qua ci fucilano, ma finché ci fucilano ci fanno ridere, no? Ci contano una barzelletta, ma guardi Elena che noi siamo a questi livelli, sembrerebbe una enorme, colossale barzelletta, cioè Renzi che prende, non mangia lì alla sera con i reali olandesi, con Obama, perché devo andare in Italia a sistemare delle cose, come se Obama, che a tutta la mia disistima possibile, ci mancherebbe altro, ma come se Obama non avesse niente di meglio da fare che mangiare con i reali, come che ne so, che Hollande non avesse qualcosina da fare anche lui per la Francia. Cioè Renzi è arrivato, devo andare in Italia e domani mattina devo sistemare le province, l'IMU, i 6 miliardi per i lavoratori, le tasse, di mattina
Uno ha detto, beh, di pomeriggio prende in mano un'altra nazione a caso e la sistema dopo mangiato. Ma vi rendete conto? Elena, questi ci prendono per il naso, ci fanno morire, ma loro pensano che noi stiamo ridendo, ma sono smorfie di dolore le nostre, non sono di ilarità. Ci stanno uccidendo sti qua, ci stanno uccidendo e noi siamo qui ancora a vedere se il Grande Fratello chiude o lo tengono in onda, ancora a vedere se la Juve vincerà ancora lo scudetto o se la Roma andrà in Champions League. Questa è, cosa dicevano i romani? Panem et circenses. Dategli un pezzo di pane agli italiani e fateli divertire in qualche modo, mettendo anche magari un primo ministro che fa anche un po' ridere, francamente, sia per quello che dice, ma soprattutto ultimamente per quello che fa, e noi siamo tranquilli. Questo è il destino di noi italiani. Cosa ne pensa, sposato? No, che ci sia... relativamente appunto a questa situazione. No, io credo che ci sia tanto populismo comunque, adesso non entro in merito alle osservazioni fatte dall'amico, ma che peraltro condivido insomma in larga parte, però insomma c'è tanto populismo, c'è il desiderio, c'è quanto male possono fare o quanto bene possono fare queste azioni, purtroppo il questo tempo, dire, queste cose, comunicarle. È il tempo che poi farà capire quanto male, quanto bene, purtroppo dico purtroppo perché non ci accorgiamo subito di cosa significa così fare le cose in maniera così veloce, così quasi a dimostrare che bisogna fare. Cioè io credo che se vado nella mia azienda e decido che debba fare delle modifiche, devo fare comunque una seria valutazione, insomma devo valutare i pro e i contro di determinate scelte, non è che arrivo la mattina e taglio, cioè, immagino che per una nazione forse un pochino più di prudenza, ecco. Fermo restando che comunque delle cose vanno fatte in effetti, ecco, quindi io ho visto bene il discorso per esempio dei tagli alla pubblica amministrazione, anche se non si sa quando, non ci sono tempi, non si sa, quindi, cioè, come idea diciamo la condivido perché sono delle sacche di enti inutili che sono una cosa, che sono il vero dramma della nostra dell'Italia. Ecco. Ceniamo anche a questo, un attimo solo abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì signora, buongiorno. Buongiorno dottoressa e buongiorno ai suoi gentili ospiti, sono Nadia e parlo da Padova. Io sono sconvolta da quello che ho sentito adesso dal signor Cesaro, che stimo e che ammiro, che spero sia il prossimo sindaco di Padova. Queste nuove tasse che ha messo Renzi dei 27.000 euro che pagheremo per la casa, cosa ci voglio? Che gli portiamo a noi la pensione e non mangiamo più a mezzogiorno? E poi io voglio sapere una cosa e nessuno del KGB mi risponde. Io vorrei sapere tutti i soldi che spendiamo per questa gente che viene dal mare, li andiamo a prendere, gli diamo da mangiare e poi se non lo sapete vi do una notizia che ho avuto da poco. Sono andata all'INPS per prendermi il CUD e ho visto, sembrava di essere in Africa, ho visto questi signori di pelle scura che avevano una carta dove è scritto Repubblica Italiana, buono acquisti dati dall'INPS. Signori, non ho mai sentito un italiano che va dall'INPS a prendersi buoni acquisti. Allora, io dico, ma chi ci obbliga a mantenere? Con quale diritto ci rapinano che le medicine non le possiamo più comprare? Allora, se il signor Marino di Roma ha detto io blocco Roma perché non ho più soldi, bene che il nostro governatore Zaia blocchi il Veneto e ci teniamo i soldi almeno per curarci, per vivere. Io non voglio essere razzista, però se devo scegliere dar da mangiare un'italiana, una pensionata, e dar da mangiare a persone che non conosco, le regole ci vogliono. Da dove li prendono i soldi? Io in tutte le televisioni domando la stessa cosa e risposta non ho. Cesaro, forza che ci riprendiamo Padova e che governi le vetrine rotte. Ma cos'è un bollettino di guerra? Ma come ci fanno vivere? Io spero tanto di avere un po' di serenità perché a questa età psicologicamente non abbiamo più fiato di vivere, abbiamo lavorato per i figli, ma se questi sono i risultati
Ci vuole proprio regole, ordine e tolleranza zero. Attendo una risposta e vi auguro buon lavoro. Buongiorno a tutti. Grazie signora del suo intervento. Faccio finire il discorso, quindi può anche rispondere sposato e poi do la parola a Cesaro. Sì, così do il tempo di maturare. No, il discorso è che dobbiamo distinguere però le regole dalla discriminazione. Ecco, dobbiamo un attimo stare attenti, non dobbiamo mai dimenticare che noi siamo stati anche emigranti, sì, e che, un po' diverso, ma insomma un po' diverso, è un po' diverso. Naturalmente da imprenditore che vivo e lavoro qua, anch'io preferirei che i quattrini venissero un pochino spesi nel territorio dove ho famiglia, dove lavoro a tante persone. E detto questo, io credo che per dare una risposta, che poi è la mia opinione più che risposta, i soldi vanno presi proprio da tutto quell'apparato statale che non produce niente. Questo è il punto, e non mi riferisco solo ai politici, perché i politici comunque è come segnale, d'accordo, ma proprio abbiamo degli enti, per fortuna anche qualcuno ultimamente ha fatto dei nomi, che sono dei carrozzoni che producono lavoro solo per chi ci lavora dentro e che diventano una burocrazia sulla burocrazia. Allora un ente non delibera perché l'altro ente poi verifica, controlla, il burocrate ha paura di decidere e quindi non prende decisioni, le aziende aspettano per aprire, un commerciante nel mio paese aspetta 5 mesi per aprire un negozio, un commerciante, un piccolo negozietto di estetica, ma sono anche tanto 2 mesi, 3 mesi. L'azienda in Germania, l'altra sera vedevo una trasmissione dove in una settimana in Germania vanno, aprono, sbrigano un'autocertificazione. Quindi i soldi, a mio avviso, non dobbiamo togliere ai pensionati, alla sanità, ma dobbiamo fare quella ottimizzazione che qualsiasi, ripeto anche in altre trasmissioni, padre di famiglia fa a casa quando ha meno quattrini o deve ottimizzare le spese, o qualsiasi imprenditore fa nella propria impresa. Ecco, è qui che dobbiamo andare a avere tutta quella sacca di pensioni d'oro, perché poi ci sono i pensionati, non purtroppo non solo quelli di fascia bassa, ma abbiamo pensionati redditi importanti. Da mio avviso è una grande parte che ultimamente ho anche sentito che si sta affrontando, però ripeto non sono i tempi non certi, che si può attingere delle risorse. Dalla parola a Cesaro, prima c'è la telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Bruna da Padova. Sì, saluto i suoi ospiti. Volevo parlare col signor Cesaro. Io volevo dirgli, siccome io abito a Padova proprio in centro, di qua al Bassanello, ecco, lei visto che si vota per sindaco? Sì, io avevo in mente un'altra carica, ma mi ha detto che non si può più, per cui sindaco sì. Sì, no, volevo dirgli una cosa, io volevo, se lei verifica, se va su sindaco, io vorrei che verificasse qui in via Valginieri, che erano i condominio dell'Ipda, il comune ha comprato 5 appartamenti, ce ne sono 4 di extracomunitari e solo un italiano. Ecco, si può verificare perché su un condominio ce ne sono come minimo 7 persone, che sarà 60 metri quadri. Non lavorano, hanno una bellissima macchina, io sto facendo sacrifici perché l'ho comprato, loro vivono da nababbi. A questo punto, e dopo un'altra cosa, dicono di mendicanti, al Bassanello c'è sempre una zingara, ho già telefonato 5 volte in comune, ma la signora arriva la mattina con una Mercedes all'ultimo modello e io passo 5 volte al giorno perché abito proprio al Bassanello e chiede sempre l'elemosina. È possibile? Che è una vergogna che noi facciamo fatica a vivere e loro vivono. Se lei può, se va sul sindaco, io la voto. Sono Schiavon-Bruna. Quale dico il nome? Abito in via. Sì. No, ma io ci credevo anche se mi dava solo il nome di battesimo, signora. Ma io ci credo e io la ringrazio. Si chiama come me, per cui... Grazie signora. Grazie, buongiorno. Buongiorno, adesso diamo la parola a Cesaro, risponde a entrambe le telefonate. Pubblicità, poi torniamo insieme, quindi restate con noi.